750 bambini palestinesi sono stati arrestati nell'ultimo anno in Cisgiordania. Sono 11.100 i palestinesi civili arrestati in Palestina nell'ultimo anno, solo in Cisgiordania ovviamente, e vi voglio dare un numero esatto: 9.392 hanno subito la detenzione amministrativa, cioè significa che sono stati arrestati e non avranno un processo, nella maggioranza dei casi non avranno un avvocato e non conoscono neanche il motivo per cui sono stati arrestati. L'altro giorno nella periferia di Hebron a Dura, Zaid Abu Halil, un anziano di 66 anni palestinese, stava protestando con i soldati dell'esercito israeliano che erano andati ad arrestare uno dei suoi figli. Ebbene, i soldati per ripicca alle proteste hanno iniziato a pestarlo, calci, pugni, e hanno ucciso l'uomo. Questo purtroppo non è un caso isolato, ma è una cosa che succede quotidianamente in Cisgiordania. Infatti solo nell'ultimo anno sono morti 743 palestinesi civili, numero alto anche di bambini, e questo accade, è ripetitivo ma è giusto ripeterlo, in un territorio occupato dove l'esercito israeliano neanche ci dovrebbe stare. In continuazione vengono arrestati giornalisti, 129 sono stati arrestati, più una cinquantina che sono stati arrestati a Gaza e portati in Cisgiordania. Questi sono fortunati perché a centinaia invece nella striscia di Gaza sono stati uccisi dall'esercito israeliano. Tutto questo accade in Cisgiordania, non in una zona di guerra. Mentre in Libano continua la campagna di bombardamento delle città libanesi, si continua a bombardare con raid aerei e droni la città di Tiro, che è stata praticamente in gran parte evacuata dall'esercito israeliano. Proprio l'altro giorno sono state sganciate tantissime bombe a Beirut, a sud di Beirut, vicino tra l'altro all'ospedale più grande del paese, uccidendo 18 persone. Nell'ultimo anno il numero degli sfollati in Libano è cresciuto a dismisura. Un paese piccolino come il Libano adesso ha 500.000 sfollati, 500.000 persone che non sanno dove andare a dormire. Inutile dire che a Gaza continua il genocidio. Per darvi giusto un numero, dal 4 al 21 ottobre sono morte 640 persone, moltissimi bambini. E una cosa molto importante è che Human Rights Watch ha condannato ancora una volta, ha denunciato ancora una volta Israele per l'utilizzo di fosforo bianco. Cioè in tutto il 2023 Human Rights Watch ha detto che Israele ha utilizzato in Libano, oltre naturalmente che a Gaza, il fosforo bianco, questa sostanza che non può essere gettata contro le persone perché bruciano vite. Nel 2013 Israele aveva annunciato che avrebbe smesso di utilizzare il fosforo bianco. Questa decisione era avvenuta dopo che nel 2008 e nel 2009, a seguito dell'operazione Piombo Fuso a Gaza, dove erano stati uccisi più di 1.400 palestinesi, di cui 400 bambini, era stato verificato che Israele aveva lanciato questa sostanza direttamente sulle persone. Molte persone erano morte appunto arse vive, e quindi aveva detto che avrebbe smesso di utilizzarlo. Invece purtroppo, come vediamo, continua a farlo. Infatti 15 peacekeeper in Libano sono stati feriti proprio dal fosforo bianco. Tutto questo potrebbe sicuramente essere fermato in maniera molto semplice, applicando delle sanzioni ad Israele e finirla con fornire armi. Invece purtroppo l'Italia è il terzo fornitore di armi ad Israele, continuiamo a vendergliele, e a Israele, che rimane impunito,
praticamente non viene applicata nessuna sanzione, nonostante stia provocando disastri, nonostante il genocidio perpetuato a Gaza e nonostante un'occupazione illegale.